Ragazzi, per stasera e per domani è stata confermata un'allerta meteo e arriva una perturbazione molto grande sulla Lombardia. Quindi già da stasera, a partire dalle 18 e fino alle 9 di domani mattina, ci sarà codice giallo. Quindi invece domani, a partire diciamo da mezzogiorno in poi, sempre sulla Lombardia ci sarà allerta, cioè codice arancione. Si prevedono piogge veramente intense a carattere temporalesco, come detto dalle 12 in poi, quindi sulla Lombardia. Ciao Alessandro, ciao Giuseppe, ciao Alessandro Marchini, sono due Alessandri qui. Quindi ragazzi, l'allerta meteo è sulla Lombardia. Stasera è codice pure a te, buona domenica. Giallo, quindi nulla di preoccupante, però sempre massima attenzione. Dalle 18 di stasera fino alle 9 di domani mattina. Poi, sempre domani, però a partire da mezzogiorno in poi, codice arancione. Quindi massima attenzione come sempre, non rimanere in luoghi dove tipo ponti, queste cose così, perché si possono verificare tipo alluvioni, perché arriva un sacco di acqua per terra, si allaga tutto, i tombini non riescono a far fluire l'acqua e puoi rimanere bloccato nell'auto, quindi evitate. Sì ragazzi, anche qui fa un caldo pazzesco a Salerno, cioè in Corona qui si muore proprio oggi, ventilatore acceso, non si capisce proprio niente. Meno male questi, lo so che è allerta meteo, però si rinfrescano un poco, cioè in Corona. Quindi diciamo che domani in Lombardia c'è questa allerta meteo. Invece qua mi sa che schietteremo dal caldo come pure oggi. Quindi mi sa che è quasi ora che andiamo a fare due bagni perché a casa si muore. Invece nel mare forse si sta un po' bene. Tanto se vado a quest'ora, quindi sto diciamo dalle 5 in poi fino alle 9. Dall'acqua non mi muovo. Quindi ragazzi, no no, qua fa solo caldo e basta. Qua stiamo a 34 gradi. Si muore proprio. Già stamattina mi sono svegliato alle 5 e mezza che faceva caldo, 21 gradi, alle 5 e mezza di mattina. Bah, pazzesco ragazzi, è vero che l'estate è bello tutto, però no, l'inverno non è che sia brutto, però si sta un po' freschi dai. E ma quello se piove adesso è peggio. Quello fa un po' d'acqua e poi è peggio di prima, quindi è meglio che non lo fa proprio. Quindi ragazzi, domani come ho detto allerta meteo sulla Lombardia, già da stasera dovrebbe piovere, freddo e basta. A Napoli fa caldo, dovrei salire bene lì. No, pure a me non mi piace tanto. Allora, se fa caldo vai a mare, ma chi va a lavorare, chi va così, l'estate non è buono. Tu ti immagini adesso stare in una cucina a fare l'aiuto cuoco? Un mamma. E io l'ho fatto, quindi lo so che significa, proprio sauna. Lì la dieta si fa per forza. No, guarda, mi dispiace che ogni volta in estate andavo in Finlandia, ti giuro il caldo l'avevo dimenticato com'era. Invece ora me lo sto ricordando. Sì, sì, ma pure stanno adesso dei muratori che stanno costruendo qui, sotto a questo sole, mamma mia.
povera gente. Sì, ma tu immagina lavorare in una, ti faccio un esempio, pizzeria, forno, che ne so, cucina, aiuto cuoco. Tu ti immagini tutti quei fornelli là dentro? Mamma mia. E lì non ci sta il climatizzatore. Quindi non lamentiamoci, però il problema è che poi, come ho detto nell'altro video, che avevano detto che i ragazzi non volevano lavorare, i giovani del sud, ha detto vicino al sindaco quello di Cabicce del Mare, ho detto alza i soldi. Sì, io c'ho un amico qua panettiere, che quello se vai di mattina muori, non si può entrare. Là stanno pantaloncini, canottiera, in inverno, figurati mo. Ma stamattina stavo facendo tutte degli di pizzette, ma sai che calore ci stava là, sono andato a pigliare il pane, non l'ho visto, sono andato dentro e stavo mettendo tutte le placche di pizzette da fare. Era proprio, come hai detto tu, un inverno là. Oh, secondo me questi sono vestiti proprio brutti. Pizzaiolo, cuoco, aiuto cuoco, panettiere, muratore ti immagina 11 mezzogiorno, sai come ci batte il caldo? E tu stai lì a impastare, pittare, oh mamma. No, è dura, è dura. Pure io ho fatto i murazzi a Torino, mi viene da ridere ancora. Stavamo, sì, no, guarda, stavo ai Murazzi a Torino, no? E ci stavo io, due ragazzi di Napoli e due di Salerno come me. E ci stava un ragazzo di colore, diciamo, un africano che lavora con noi. E questo dice, io non- si lamentava che faceva caldo. Allora noi abbiamo detto, ma come? Tu là ce la fai a sopportare il caldo, a te il caldo non ti fa niente. E quello ha detto no, io non ce la faccio. Comunque si è sentito male ragazzi. Quindi non è vero che chi, diciamo, è africano il caldo lo sopporta bene, no. Quello si è sentito male, su te murazzi a mezzogiorno scaricavamo tutta la merce, sa, pedane contra pedane. Quindi ragazzi siamo, non ce l'ha fatta. Ci siamo messi a ridere, ma come? Ho detto, questi sono abituati al calore e non si sentono bene. E che dobbiamo dire noi a loro? Comunque l'estate è bella per chi va in vacanza ragazzi, ma chi rimane in città a lavorare non è vacanza. E all'estate giuro, ci siamo messi a ridere, l'ho preso a ridere oramai. Appunto lì stanno più, fa più caldo di qua. Questo all'improvviso sotto mezzogiorno l'una non si è sentito bene. Stavamo nel camion che stavamo scaricando delle pedane, questo non si è sentito bene, è andato alle Molinette, diciamo un ospedale vicino a Torino, a farsi forse un calo di pressione, una cosa così, non lo so, però poi stava bene. Ho detto, lui stava così, che dobbiamo dire no? Comunque lavorare in estate è dura. Io quando stavo a Torino è umido, ho fatto la sindone per 3 mesi ai giardini reali, la mamma mia, tra zanzare. No, no, era vero, non era un finto africano. No, era vero. L'abbiamo preso da sorridere a finale perché che puoi fare? Noi tutti quanti pensavamo che era abituato al calore, quindi a quello ha detto beato lui. No, il caldo non gli fa niente a questo, tanto. Sì,
Sì, salutamela. Quindi figurati. Ragazzi, allora massima attenzione tra stasera e domani in Lombardia. Per questa allerta meteo stasera è gialla, domani arancione. Per tutti quelli che abitano a Milano e nei dintorni fate massima attenzione, perché improvvisamente si può scatenare un acquazzone, non rimanere nei sottopassaggi. Sì, non rimanete sotto i sottopassaggi, in caso di qualcosa mettetevi al riparo il più velocemente possibile. Vi auguro un buon pomeriggio e ci facciamo un bel caffettino con ragazzi che quasi ora ci vuole. Fa un caldo pazzesco, non ce la faccio oggi. Ciao ragazzi, buon pomeriggio.